la troviamo in te. Oh Padre Santo, ancora vogliamo aprire questo culto, Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dichiarando, Signore, che Tu sei il nostro Signore. Ancora applichiamo il sangue di Gesù Cristo sulle nostre vite, affinché siamo lavati, purificati e imbiancati, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. Ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito del mondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù. E a te vogliamo dare lode e gloria in Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen. Alleluia. Gioiamo nella tua presenza. Io mi sono rallegrato quando mi dissero andiamo alla casa dell'Eterno, e i nostri piedi si sono fermati dentro le sue porte. Sì, Signore, e noi gioiamo quando siamo insieme e possiamo godere della tua presenza. Spirito Santo, tocca ognuno di noi. Signore, tocca i nostri cuori questa sera. Abbiamo bisogno e desideriamo te, Signore, la tua presenza, la tua meravigliosa unzione. Sì, oh Padre Santo, alla tua
presenza vogliamo stare. Arde il fuoco della tua santità nei nostri cuori, alleluia. Tu sei degno, Signore, tu sei santo, alleluia. Grazie Gesù, grazie Signore, alleluia. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Affidati a Dio. Confida in Lui. Egli stabilirà i tuoi passi. Spirito Santo, toccaci. Ungi. Adoriamo te, Signore. Ti adoriamo in spirito e verità. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme.
solo tu puoi mettere nel cuore degli uomini la vera pace. Grazie Signore, ancora ti ringraziamo per questa sera, per questo insieme. Ancora vogliamo dichiarare su questo territorio, Signore, quella che è la conquista nel nome di Gesù. Spirito Santo, tocca. E che la preghiera che possa uscire dal cuore di ognuno di noi possa essere: Signore, insegnami, 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 Signore. Insegnami a rispettarti, insegnami ad adorarti, Signore, insegnami. Posso dire solo questo, quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me, che mi svegli la mattina e mi sveglio preparato, dirigendo i passi di tuo Padre. Guardo bimbo e vedo te, quando fioresco con te, alzo gli occhi e ci sei tu, sempre lì. Ora al sogno ci sei tu, per le strade tra la gente, ogni istante di più, sei nella mente mia, Padre, sei nei pensieri miei, la mia sola speranza è di stare con te. Non andare posso dire solo questo, Signore, quando
fallito, sbagliato, oh Padre, abbiamo visto che tu sei stato sempre fedele. Ti ringraziamo, Signore, ancora, come sempre, per la tua fedeltà, per il tuo amore. Ancora in questa sera, Padre, mettiamo davanti al tuo trono questa richiesta di Dio. Vogliamo pregarti per Gabriele, per Naomi, per Giulia, sì, Signore, per guarigione completa. Ancora Donato per liberazione e salvezza. Enza, Maria e Aldo per liberazione e guarigione. Ancora Giuliana che possa ritornare a te. Ernesto per nuove forze. Ancora questa famiglia, Padre, che tu possa benedire questa famiglia, Padre. Ancora Gianni, Aldo, Donato davanti al tuo trono, Signore. E vogliamo pregarti ancora, Padre, per quelli che sono nelle carceri, negli ospedali, negli orfanotrofi, negli ospizi, nelle case famiglie. Vogliamo pregarti per i nostri cari fratelli perseguitati. Spirito Santo, tu sei la guida di ognuno. E ti chiediamo ancora in questa sera, guida i nostri passi. Guidaci, Signore. Dacci, Signore, sempre di più sapienza per poter agire in questo tempo particolare, Signore. Sì, oh Padre. Ancora mettiamo il ministero Gesù al Signore, oh Padre, davanti al tuo trono. Sì, oh Padre, l'opera che tu ci hai affidata, oh Padre, che tu porti avanti in ogni luogo dove ci hai posto. E ancora in questa sera, guida tu ogni culto, Signore, che si terrà. Oh Padre, guidaci affinché possiamo, oh Padre, portare avanti l'opera tua, perché Gesù è il Signore, è l'opera tua. Padre, noi ti ringraziamo come sempre e mettiamo il prosieguo nel palmo delle tue mani e vogliamo dirti grazie per ogni cosa in Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen. Alleluia, possiamo accomodarci, gloria a Dio, vogliamo proseguire. Ecco, potete festeggiare, noi stiamo festeggiando. Alleluia, vogliamo vedere l'offerta, vogliamo prendere l'offerta, amen, alleluia. Signore Dio Padre, vogliamo ringraziarti anche per questa offerta che diamo con un cuore gioioso, con un cuore allegro. Ti ringraziamo, Padre, e il nostro ringraziamento come sempre va a te in Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen, alleluia. Sono progetti che riescono
sono progetti che vanno sempre a confine, se sono progetti di Dio. Ok, Mario, forza, fai un salto, proprio, bene, mettiamo la guarigione. Pace, è doveroso ringraziare il Signore come mi sta portando avanti. Sono 15 giorni che sto facendo un gazebo a casa mia, in mezzo al giardino. Capite come sto? Il Signore mi ha dato le forze che infine salgo sul ponteggio assieme agli operai, metto il porfido, faccio questo, quell'altro. Ma ti dico sempre io, perché questi qua di maestri poi ce ne sono pochi oggi. Niente, sono grato a Dio per le forze che mi dà. Grazie a Dio per le forze che mi dà. Per come mi gestisco la giornata. Fratello, sono ancora capisco, il Signore è buono, è buono, buono. Dovete vedere come mi guida. Non solo questo, vengono fuori la porta mia. Abbiamo messo con la famiglia davanti. Nella via a fianco a me c'è una famiglia cristiana. Dobbiamo pregare per quello. Ha detto l'altra mattina, ma tu sei un cristiano? Io lo sento cantare ogni tanto. È vero che in quella via ci sono le tenebre, questo è vero. Poi domani ti racconto. Però dobbiamo pregare, fratello, noi dobbiamo vincere nell'amore del Signore. Amen. Questi non li dobbiamo lasciare neanche un minuto. Ernesto, ha detto anche Ernesto, sei in un letto tutto stravolto, non vuole sapere più niente del Signore. Non è così, dobbiamo pregare per i fratelli. Amen. Io volevo ringraziare il Signore per le forze che mi dà e come mi porta avanti. A Dio volente, domani mattina siamo al centro Sichè. Amen. Chi ci vuole dare una mano? Io ho bisogno di una mano a fianco a me. Amen. A Dio sia la gloria. Amen, amen. Alleluia. Domani alle 6 saremo al centro Sichel. Questo lo fai a 7 mesi. No, non ti preoccupare, alle 6 siamo più a 3 no. Troppo gliel'ho detto. Non ti L'ho preoccupare. saputo tardi. Alleluia. Gloria a Dio. Siamo contenti di stare qui. Amen. Gloria a Gesù. Vogliamo prendere insieme la parola di Dio? Vi invito ad aprire la Bibbia in Luca capitolo 22, dove leggeremo dal versetto 35 fino al versetto 38. Dove c'è sta la spada? La spada? La spada? Dove sta la spada? No, perché c'è qualcosa. Non ci stanno scusando, se vai in guerra senza la spada prendi botte, se non porti caso. Alleluia! Amen! Gloria a Dio! Signore Dio Padre, vogliamo ringraziarti ancora per la tua meravigliosa parola, ti ringraziamo come tu ce l'hai donata e ti ringraziamo come tu ti riveli attraverso di essa per darci un andamento, un cammino, Signore, nella tua perfetta volontà. Io voglio ringraziarti come sempre insieme alla tua Chiesa, ai tuoi figli, il tuo popolo, per questa parola santa. Ministraci, parlaci, insegnaci affinché possiamo essere strumenti nelle tue mani. Padre, noi ti ringraziamo come sempre in quell'unico nome, che è il nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Così dice la parola di Dio. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca e senza sandali, vi è forse mancata qualcosa? Ed essi gli dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prenda con sé, e così pure una sacca, e chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una, perché io vi dico
che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me. Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono state scritte di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta, basta. E a volte c'è bisogno di dire basta. Basta quando non si comprende e si vuol far dire al Signore quello che non dice. Basta quando ci sono fraintendimenti. Basta affinché possiamo essere canali e strumenti nelle mani di Dio. Ora, quando il Signore dà un mandato, come abbiamo letto, come il Signore disse quando vi ho mandato senza borsa, senza quelli che erano comunque i componenti che potevano essere di un fabbisogno, vi è mancato forse qualcosa. Quando c'è un mandato, ricordiamolo sempre, non ci sarà mai mancamento di niente, perché il Signore è fedele. Se Dio ti manda, te lo vedi anche per te. Se Dio dice qualcosa, quello che Dio ti dice, sarà Lui poi a sostenerti, a sostenere tutto quello che è l'andamento che bisogna avere. E questo avvenne. Però dobbiamo capire una cosa, che sicuramente Dio ci porterà a capire. I tempi sono nelle mani di Dio, ma ci sono anche dei tempi escatologici, dei tempi dove comunque le cose vanno a cambiare e vanno ad adempersi, non secondo la nostra volontà, ma secondo la volontà di Dio. E la volontà di Dio è sovrana, è al di sopra della mia e della tua volontà. Ora, quando il Signore disse: quando vi ho mandato, come le aveva mandato, senza borsa, senza sacca, senza sandali, era un tempo. Noi dobbiamo stare nel tempo di Dio, dobbiamo camminare secondo le direzioni che Dio ci dà. Se oggi il Signore dice cammina e vai in questa via, se domani il Signore dice adesso vai in quest'altra via, che è secondo sempre la volontà di Dio, dobbiamo adeguarci a quello che è il tempo di Dio. Infatti, cosa avviene? Cosa dice la Scrittura? Ed è Gesù che parla, che sia ben chiaro, non stiamo inventando nulla. Cosa dice il Signore? Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa cosa deve fare? Prima il Signore disse senza sacca e senza borsa, dice: ma chi ha una borsa la prenda con sé, e così pure una sacca, e chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. Perché vi dico cosa? I tempi stanno cambiando. Cioè, in che senso? Dice la Scrittura che Gesù stava dicendo: quello che mi accadrà dovrà compiersi in me. Cosa si stava compiendo? Cosa stava accadendo? Cosa stava succedendo? Che il Signore sarebbe stato preso, sarebbe stato messo in croce, avrebbe dato la sua vita. Quindi i tempi cambiano, stavano cambiando i tempi, si doveva adempiere qualche cosa. Allora, se si deve adempiere qualcosa nella nostra vita, seguiamo quello che è la volontà di Dio, seguiamo quello che il Signore dice e quello che Dio vuole che sia fatto, secondo la sua perfetta volontà. Lo ripeto e ribadisco ancora una volta il concetto: le cose che Dio fa, il comando che Dio dà, quello che Dio ci ordina di fare, sarà sempre perfetto e sarà sempre a compimento della sua volontà. Ora questo stava avvenendo. Quindi questi si trovarono un attimo, forse, non dico in confusione, ma secondo quelli che erano concetti umani. Infatti cosa dice il Signore? Comprati una spada, chi ha una veste venda la veste e compri una spada. A cosa serve la spada? Cosa stava dicendo il Signore? Certamente alcuni hanno forse pensato che era arrivato il tempo di combattere umanamente. Forse era arrivato il tempo di prendere anche una spada, materialmente parlando, e combattere, fare guerra. Alcuni pensano così, il Signore non ha mai pensato questo. Dio ci chiama a fare la sua volontà. Certamente stava dicendo una cosa che stava accadendo: sarete perseguitati, avete delle difficoltà, avete delle problematiche, quindi dovete prepararvi per quello che è un combattimento, che comunque vi troverete ad affrontare. Allora noi ci prepariamo in base a quelli che sono i combattimenti che Dio ci dice in questi tempi. Amen. Forse per ipotesi, siamo qui, come siamo belli tutti quanti, profumati, ci siamo fatti la doccetta, siamo in chiesa, con la sedia comoda, tutto a posto.
E se viene il tempo che tu non puoi stare qui in chiesa perché ti perseguono, perché ti arrestano, perché comunque ti prendono e ti picchiano, perché ti fanno del male, perché comunque i tempi stanno cambiando, cosa faremo noi? Quale sarà il nostro comportamento? Come ci comporteremo? Verremo ancora in chiesa? O, che ne so io, faremo qualche altra cosa? Dobbiamo imparare a combattere, fratelli. Dico questo perché è da tempo che il Signore ci sta dicendo che dobbiamo essere dei combattenti, dei guerrieri, dobbiamo essere forgiati, formati. Ecco cosa stava dicendo il Signore: preparatevi perché vengono combattimenti, perché vengono avversità, perché vengono cose che dovete affrontare con una forza particolare, anche quella forza che Dio ci dona pure materialmente parlando, però certamente non per combattere con le spade, per tagliare teste o orecchi alle persone, no. C'è una preparazione spirituale e in questo troviamo un esempio meraviglioso, quello dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo più volte ha dimostrato che il suo servire il Signore poteva essere nell'abbondanza, ma era anche la difficoltà. Non è che cambiano le cose, c'è sta difficoltà, allora perché c'è sta difficoltà? Allora io non servo più il Signore, comunque mi ritiro di buon ordine. No, se c'è la difficoltà Dio ti chiama a combattere ancora di più. Forgiati, preparati. Sii preparato per questo tempo, sii preparato per essere un combattente, sii preparato per essere un guerriero, sii preparato per affrontare battaglie che probabilmente neppure puoi immaginare, ma ci saranno. Avvennero delle battaglie per i discepoli. Gesù in croce, sappiamo, non voglio ribadire i concetti di quello che avvenne, quello che accade a Pietro e ad altri, perché sono cose che conoscete tutti quanti. Le battaglie, le difficoltà, anche a volte l'esporsi, no? L'esposizione, io sarò sempre, io farò, io dirò. Se non sei preparato tu non farai proprio niente, se non sei preparato tu non sarai un combattente, se non ti prepari per quella che è la battaglia spirituale tu sarai un perdente, perderai le battaglie. E probabilmente nel tempo che stiamo vivendo dice la scrittura che molti apostateranno dalla fede, molti verranno meno nell'amore. Ora non vi sto dando un input di scoraggiamento, non vi sto dicendo fratelli, sorelle, siamo pronti e siamo preparati, amen. Ora è il tempo di prepararsi, è il tempo di fare muscolatura spirituale, è il tempo di combattere, anche in un modo particolare, perché ci compete e siamo chiamati a questo, altrimenti questo messaggio non avrebbe senso. Ma Dio ci dice di essere preparati, questo è il tempo, prendi la spada. Ora devi scegliere quale spada vuoi prendere, qual è la spada che tu vuoi usare. Quindi alcuni pensano che forse il cristianesimo possa essere comparato, che ne so, a una lotta, a un pugilato, a un qualcosa di materiale. Sicuramente c'è l'atleta cristiano, ma l'atleta cristiano si prepara spiritualmente. La stessa scrittura ci dice qualcosa. Sempre in Luca, sempre al capitolo 22, se leggiamo dal versetto 49 al versetto 51, dice: allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, cosa stava accadendo? Quello che il Signore gli aveva detto prima: il compimento sarà in me. Le scritture vanno a compimento. Allora quelli attorno a Gesù, vedendo che gli stava per accadere quello che gli stava per accadere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro cosa fece? Colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù rispondendo disse: lasciate, ancora una volta, basta così. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Quale spada? Come ci stiamo preparando? E cosa vogliamo fare? Come vogliamo combattere questa battaglia? Allora sappi questo: materialmente parlando non avrai vittoria. Con quelle che sono astuzie, stratagemmi e cose umane non ci sarà la vittoria, perché Gesù lo dimostrò. Anzi, in un altro Evangelo dice il Signore: se io volessi, mio Padre mi manderebbe miriadi di angeli per combattere, non c'è bisogno della spada, lo stuzzicadente tuo che può combattere, non vincerai proprio niente. Alcuni purtroppo confidano più nella forza umana che nella forza spirituale, nelle abilità umane che nelle abilità spirituali. Noi dobbiamo confidare nelle abilità spirituali. Ecco la spada,
abbiamo due spade, Gesù disse basta, basta. Cercare di comprendere come bisogna combattere. E quando arrestarono Gesù, uno di loro prese la spada, tagliò l'orecchio a Marco, gli cadde l'orecchio e il Signore disse: ma questo è il combattimento che dovete fare, carne e sangue. E voi sapete molto bene che il combattimento che noi dobbiamo sostenere non è contro carne e sangue, ma contro principali, potestà, dominatori, forze della malvagità nei luoghi celesti. E se non impariamo a combattere questi combattimenti, a voglia usare spade, ma le spade sono purtroppo quelle spade inefficienti, se non sono la spada dello Spirito, come dice in Ebrei, in Efesini, che è la parola di Dio, e quella dobbiamo imparare ad usare. La spada dello Spirito e va usata, l'abbiamo detto più volte, usare lo scudo della fede, ma se non usiamo la spada dello Spirito vivremo sempre in difensiva. E credo che sia arrivato anche un tempo che sì, è vero che dobbiamo difendere con la fede, ma dobbiamo anche attaccare con la spada dello Spirito. Ci compete, dobbiamo farlo, dobbiamo imparare. Non so usare la spada, imparerai come? Usandola, mettendo in opera quello che è la parola del Signore. L'abbiamo detto più volte, il Signore ci sta parlando, dobbiamo mettere in pratica la parola, dobbiamo essere comunque facitori della parola, quante belle cose ci dice il Signore. E io spero che tutti quanti noi queste belle cose le mettiamo in atto. Amen? E spero e ci credo. Ora dice la scrittura che l'Apostolo Paolo, ecco un esempio fra gli esempi, ci ha insegnato qualcosa. Io dico sempre: seguite i buoni esempi, i cattivi esempi mettete da parte, i buoni esempi seguiteli, perché ci sono i buoni esempi, grazie a Dio. I cattivi esempi ci possono stare, ma li parcheggiamo un attimo, diciamo ok, pregherò per te affinché tu possa diventare un buon esempio. L'Apostolo Paolo cosa ci dà come input? L'ho detto prima, vi ho anticipato, il Signore attraverso l'Apostolo Paolo ha parlato a generazioni e sta parlando ancora oggi attraverso la predicazione dell'Evangelo, e grazie a Dio, perché Dio onora chi Dio onora. Ma l'Apostolo diceva: io ho imparato e ne dobbiamo imparare. Ecco perché dico, oggi un cristiano che è tale nella sua preghiera ha imparato una cosa: Signore, insegnami, perché pochi vogliono l'insegnamento della parola, molti vorrebbero fare da maestri, ma dice il Signore: siate in pochi a fare da maestri, perché chi fa il maestro poi ne porta pena. Allora dobbiamo imparare dal Signore: insegnami. Io lo vedo come una forma di umiltà. Insegnami, io voglio stare ai tuoi piedi, insegnami Signore come camminare, insegnami come muovermi, insegnami il tempo che sto vivendo. Questa è umiltà. Siamo abituati: Signore dammi, Signore voglio, Signore questo, Signore quello, ma Signore insegnami ci esce poche volte dalla nostra bocca. E credo che sia il tempo del Signore: insegnami. Una cosa molto importante: chi viene insegnato dal Signore parla poco. Amen. Ma sa ascoltare. Non parla sproloquio, ma quello che dice lo dice perché è il Signore che gli sta dando un input per parlare. Il Signore ci ha parlato in questo tempo anche in ciò che sicuramente sono, ecco, i tempi che stiamo vivendo. Ascoltare è importante. Ascoltare è molto importante, e quando vai davanti al Signore Dio ti parla. Io so che ci sono dei fallimenti, ma lo so perché Dio lo dice. So che ci sono delle volte delle delusioni, lo so, avvengono, succedono, accadono, purtroppo non siamo ancora perfetti, siamo perfettibili, delle cose a volte avvengono. E cosa dobbiamo fare? Signore, insegnami a fare la tua volontà. Seguitemi con la parola, sempre inerente al fattore che, ecco, i buoni esempi. Prendiamo un attimo Filippesi. Allora, quando tutte le cose vanno bene, quando il portafoglio è pieno, quando abbiamo tutto quello che ci necessita e abbiamo tutto quello che vogliamo, siamo tutti quanti degli ottimi cristiani. Tutti quanti diamo gloria a Dio.
Alleluia. Gesù è buono, Gesù è grande. Quando poi vengono le difficoltà o le problematiche, o quando vengono smantellate delle situazioni che tu in qualche modo ti sei creata, la tua testolina appagata, no? I progetti, i tuoi progetti, se non sono sostenuti da Dio, sono dei fallimenti programmati. Puoi vedere anche qualcosa che ti va bene, tra parentesi, ma se non c'è l'amore di Dio è inutile che l'edificatore edifica, perché prima o poi crollerà. Ma quando edifichi con il Signore, quello che edifichi rimarrà stabile. Amen? Perché non costruisci sulla sabbia, ma bensì sulla roccia. E quando costruisci sulla roccia viene la tempesta, viene la fumata, quello che viene, la casa rimane stabile. Amen? Rimane stabile. Bella sta parola, stabile. È quello che dobbiamo, tra le altre cose, imparare. La stabilità, essere stabili spiritualmente. E io vi dico che una cosa che da noia infastidisce enormemente quelli che vogliono seguire il Signore, diciamo, altalenanti o secondo criteri sbagliati, quello che dà fastidio è quando tu sei stabile in tutte le tue vie. Amen. Mentre il nemico è instabile in tutte le sue vie. Amen. Ma questo è un tempo di stabilità. Amen. Stiamo costruendo su Cristo Gesù. Alleluia. Vi dicevo dell'Apostolo Paolo, leggiamo pure, se no abbiamo detto cose che poi non sono confutabili spiritualmente parlando, ma la scrittura ci dice in Filippesi capitolo 4, dal versetto 11 fino al versetto 13, dice: non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza, in tutto e per tutto. Ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Di a chi ti è vicino, a fianco: io posso, non in Cristo, siate uniti. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma io posso o non posso? Posso. E allora a questo punto mi viene da esaminare qualche cosa con te. Pensa un po', proprio con te. Io posso. E allora se mi trovo in penuria, se mi trovo nella fame, io posso. Posso o non posso? Se mi trovo in difficoltà, se non sono esaudite le mie preghierine, perché si fanno pure preghierine, e se non vengono esaudite nel tempo che io voglio, come io voglio, se non riesco a manipolare Dio, posso o non posso? Allora dico, prendi il buon esempio, prendiamo il buon esempio da chi? Da questi uomini che hanno dato la loro vita l'hanno dato per servire a Gesù, e la nostra vita deve essere data per servire a Gesù, nella penuria, nell'abbondanza. Ma gloria a Dio per l'abbondanza. Vi dicevo prima, ora noi ci troviamo nell'abbondanza.
Forse qualcuno si sta pure lamentando perché vorrebbe di più, ma ti trovi nell'abbondanza. Tu stai qua, luce accesa, climatizzatore alla bascia, non mi serve a me, però non fa niente, sono contento per voi. Però siamo contenti, amen. Siamo contenti, gloria a Dio, abbiamo la nostra chiesa, abbiamo tutto quello che potevamo desiderare, vogliamo ancora di più, ma ho imparato ad essere l'abbondanza, e grazie a Dio per l'abbondanza, ma dico ancora di più, grazie a Dio anche per la penuria, perché sapete la Chiesa dei Corinzi si svegliò quando iniziò la persecuzione. Finché non c'era la persecuzione facevano cose inenarrabili, fornicazione, madri con i figliastri e cose di questo genere, prostituzione spirituale, che Paolo dovette riprenderli. Però poi viene la persecuzione, diventarono una chiesa di combattenti. Non dovremmo arrivare a questo e non ci vogliamo arrivare a questo. Ma se pur dovesse venire, perché Dio comunque ci insegna, ma gloria a Dio, amen. Siamo servi di Dio quando le cose vanno bene o quando le cose vanno male. Siamo sempre servi di Dio, amen. Ecco l'esempio. Dice, io non sono nel bisogno, non mi trovo nello stato di bisogno, però ho imparato. Ma un po' insegnami perché io voglio imparare, ma se non ci sta chi ti insegna tu non imparerai mai. Signore, insegnami che io imparo e noi impariamo, amen? Ho imparato, dice la scrittura, che bella parola, ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Ora, non volendo entrare singolarmente in ogni caso, ma se ti faccio una domanda, sei contento? Ma anticipato. Si lo domandava una settimana fa, un mese fa, ero contento. Ho imparato a stare bene nello stato in cui mi trovo. Ti senti e stai bene nello stato in cui ti trovi, con tutte le delusioni probabilmente, con tutte le cose contrarie, con tutte le cose che ti hanno offeso, che ti fanno star male, forse che ti fanno pensare a una moltitudine di cose, ma stai bene. Allora faccio un'altra cosa, dico, ma chi ti fa star bene? Chi ti fa star bene? Lo status sociale? Il conto in banca? O l'idilliacità della famiglia, tutto a posto, tutto bello? Alleluia. Ho imparato a star bene nello stato in cui mi trovo. E sono contento nello stato in cui mi trovo. Forse può essere difficoltoso, forse può essere problematico, ma io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nello stato in cui ti trovi devi sapere che tu puoi ogni cosa, cioè puoi stare bene. Amen? Stare bene. Alleluia. Sto buono. Sai, a volte trovi i cristiani che stanno sempre male, stanno sempre afflitti, sempre musci, sempre appesi. Ma perché stai così? Perché non hai imparato una cosa: a stare bene nello stato in cui ti trovi. Amen. Questo è il mondo che è scontento, è il mondo che non trova pace, è il mondo che non trova soluzioni. Ma noi sì, che io posso, perché io posso, nel mio Signore, io posso. Quel Signore ti ha detto vai,
Non ti preoccupare a borsa di scarpe, non ti preoccupare a Matilde, non ti preoccupare. Ma lo stesso Signore dice adesso provvedi, perché ci possono stare delle situazioni di difficoltà. Un'altra cosa che succede, i servi di Dio non vengono mai, ricordalo, presi alla sprovvista. Quando tu sei in comunione con Dio, Dio ti prepara, Dio ti parla affinché tu non sia preso alla sprovvista. Dice il Signore, io non faccio nulla senza prima avvisare i miei servi. Sto parlando di Dio e Dio dice la verità. Il Signore dice la verità. Allora dobbiamo imparare a star bene. Il nostro star bene, lo ripeto ancora una volta, è un fattore interiore. Io sto bene se mi trovo in abbondanza. Così diceva l'Apostolo. Dice, so essere abbassato. E cosa diremmo noi? Signore, fa che non succeda a noi, che succeda a qualcun altro. Ma so essere abbassato. E sapete, molti in questa prova cadono, perché tutti vogliono il primato. Tutti. L'uomo è proprio così, vuole il primato, vuole essere sempre valutato, vuole essere sempre protagonista. L'uomo, diciamo che la sua velleità è anche questa, ma so essere abbassato, e molti quando vengono abbassati, la prima cosa che fanno, si ribellano. A chi? A Dio. Si ribellano a Dio. Perché dicono, il Signore proprio a me non me l'era fatto. E io dico, proprio a te, Signore, insegna, perché non hai capito niente, nada, nulla, non ho capito niente di cosa significa essere un tuo servo. Sai quando si vedono i servi? Quando vengono abbassati. Quando vengono abbassati, allora capisci chi è il vero servo, perché non si ribella, perché non scalcia, perché non giudica, perché non critica, perché non butta fuori cose sbagliate, perché ha imparato anche ad essere abbassato. So vivere l'abbondanza, amen, e anche lì c'è bisogno di essere insegnati da Dio, perché molti quando vivono l'abbondanza, la prima cosa che dimenticano è Dio. La prima cosa che dimenticano, parcheggiano il Signore, perché si fa un capolinea a un altro Dio, il Dio denaro, il risolutore dei problemi. Quanti ho visto con tanti soldi che non hanno risolto niente, ma hanno bisogno di Gesù e sono trovati poi davanti a situazioni poco felici. Ma so essere abbassato e so vivere l'abbondanza. C'è, se non ricordo male, un proverbio dove dice: Signore, dammi il giusto. Sapete, avere un equilibrio, dammi il giusto affinché io non insuperbisca. Non darmi poco affinché io non possa fare errori, e non darmi troppo affinché io non superbisca. L'equilibrio. Se sei equilibrato, Dio ti può far diventare miliardario in euro, non milionario, miliardario, se sei equilibrato. Se hai equilibrio, Dio non ci mette niente. Però Dio conosce quello che tu non conosci, e Dio sa ogni cosa. Allora, Dio fa le cose giuste. Ho imparato a vivere nella penuria, nella fame, nell'abbondanza. Ho imparato. Signore, insegna, perché voglio imparare. Insegnami, Signore. E mi so anche umiliare davanti a te, perché voglio
Voglio imparare ad essere sazio, ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Ho imparato. E noi stiamo imparando, dai. Amen? Amen. E stiamo imparando ad essere felici. Amen? Amen. Nello stato in cui mi trovo. Sei felice? Amen. Ti senti soddisfatto? Amen. È difficile? Io posso. Io posso. Io posso. Ogni cosa. Io posso essere felice. Nello stato in cui mi trovo. Amen? Cosa capisco da ciò? Che il Signore mi sta insegnando qualcosa del suo immenso amore. Amen? La tua soddisfazione, il tuo compimento, il tuo essere soddisfatto non deve dipendere da quello che possiedi, ma deve dipendere da Dio. Amen. Amen. Quindi vederti o vivere uno stato, ripeto, di difficoltà, ma affidarti a Dio. Oppure vivere l'abbondanza, gloria a Dio, ma affidarti a Dio. Ora con questo non voglio dire qualcosa a qualcuno, ma dico quello che accade. Ho visto degli esaudimenti in preghiera, favolosi, favolosi. Dio ha esaudito quelle preghiere in un modo eccezionale, in un modo glorioso. Sono stati esauditi da Dio, hanno ricevuto da Dio, hanno avuto abbondanza. Dopo che hanno ricevuto, sai cosa hanno fatto? Hanno abbandonato Dio, perché non hanno imparato a vivere nell'abbondanza. Prima che accadesse ciò, io servirò il Signore con tutto il mio cuore, io darò la mia vita al Signore, la Chiesa è la mia vita. E non parliamo di pastori. Pastori come te non ce ne sono sulla terra. Papà non ho detto quello che volevo. Sanno scusate. Tranquillo. No, pastore. E Dio. Perché hanno ottenuto quello che volevano. Non hanno imparato niente. Però con questo non voglio dare sentenze. Impareranno a stare nello stato in cui si trovano e impareranno anche un'altra cosa, a stare zitti, perché nell'abbondanza delle parole c'è l'inganno e l'errore. E voglio imparare tutto da Dio, voglio imparare ad essere un servo di Dio, una serva di Dio, nell'abbondanza, nella penuria, voglio imparare. Ed è bello quando vedi uomini e donne che hanno imparato. C'erano due donne, Marta e Maria. Una si affaccendava, si affaticava e faceva un sacco di cose. E per quello che faceva voleva una retribuzione. Fate attenzione quando si inizia a dire io faccio, io tendo, io tu sei. Fate attenzione, perché è un'attitudine sbagliatissima, quella di innalzarsi perché prevede la caduta. Una si affaticava e dice faccio tutto così, l'altra aveva scelto la parte migliore. E qual è la parte migliore? Ma io mi faccio la domanda così, ma stando ai piedi di Gesù, cosa accadeva? C'era un'impartizione, un insegnamento. E quando vieni insegnato dal Signore, ci saranno sempre partiti contrari, forse proprio tua sorella. Lei non fa niente, faccio tutto così. Lei sta imparando, tu no.
Per imparare devi stare a vedere il Signore. Ascoltare è poco parlare. Là impari assai. E noi vogliamo imparare. Amen. Dio ha parlato a qualcuno questa sera. Mi sento meglio. Io posso. Tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Amen. Quindi sappi questo, tu puoi. E se qualcosa, qualcuno, qualche pensiero, qualche idea ti ha detto che tu non puoi, sappi che tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Alziamoci alle piedi e diamo gloria a Gesù. Alleluia. Grazie papà, grazie Signore per la tua meravigliosa parola, grazie Signore per lo status in cui mi trovo, che possa essere gradevole o sgradito all'uomo, ma l'importante è che sia gradito a te, Signore. Alleluia. Grazie, oh Padre Santo, grazie Dio d'amore per la tua fedeltà, per il tuo amore, per la tua grazia, per la tua misericordia, per la tua benignità. Grazie per ogni situazione che affronto, perché l'affronto con te, Signore. E so che io posso ogni cosa in te che mi fortifichi. Alleluia. Adoriamo il Signore, amen. Insegnami le tue vie, Signore, camminerò nella verità. Dammi sapienza e riempi il cuore mio.
Sì, Signore. Alleluia. Lode al tuo nome santo, Signore. Alleluia. Sì, Signore. Oh Padre, noi ti ringraziamo perché tu sei il buon maestro. Alleluia. Lode al tuo nome, Signore. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Alleluia. Casa fondata sulla roccia non cadrà, perché il Signore la sostiene e curerà. Verranno le
servire te, mio Re. Donati tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te, È un onore e non vogliamo dimenticarlo. Solo come tu ci hai ieri detto, ma vogliamo tenere sempre alto nel nostro cuore tutto ciò che tu hai fatto per noi. Signore, ancora voglio pregarti per Emanuela. Sì, Signore, per questa paralisi, stendi la tua mano, Signore. Ancora, Padre, mettiamo davanti a te il proseguo di questo giorno. Continua tu, Signore, a ministrare, a parlare ai nostri cuori, alle nostre vite, Signore. Ancora per il giorno di domani, se tu ce lo doni, che sia un giorno, Signore, per servirti. Sì, Signore, anche stando lì, Signore, a Siche, servendoti e onorandoti, Signore. Ancora voglio pregarti anche per domenica, Signore, per gli ospiti che avremo lì a Napoli, Signore. Tu sai ogni cosa. Chiediamo guida dall'alto affinché ogni cosa sia fatta nell'ordine tuo. Padre, adesso accompagnaci alle nostre momentanee di nome. Sì, Signore, te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto ed eterno.